La sera di venerdì 20 giugno iniziano le prime attività di allestimento per l'esercitazione antincendio boschivo denominata Quarnan 2008. Il gruppo della Protezione Civile Comunale di Montenars, coadiuvato da volontari del distretto del Gemonese, provvede al montaggio della tensostruttura adibita a refettorio e allo scarico del materiale. A conclusione della prima serata viene fatto un briefing per riassumere le attività che vedranno impegnati i volontari del distretto nei 2 giorni successivi. Le attività di predisposizione del campo sono terminate quando i capi delle squadre comunali AIB vengono allertati dalla sala operativa regionale e viene dunque attivato il protocollo di intervento. Arriviamo subito. Per far fronte a un principio di incendio sul versante opposto al monte Quarnan, viene realizzata una piccola linea. L'acqua viene pompata direttamente dal torrente Orvenco mediante una motopompa, vista l'impossibilità di usufruire di idranti nella zona di intervento, e quindi portata in prossimità dello stabile adibito ad agriturismo
attraverso 333 metri di manichette. Un modulo ad alta pressione, con la rispettiva attrezzatura, viene intanto caricato per essere trasportato a fine linea presso l'agriturismo. Ottenuto il via dalla sala operativa, ha inizio l'operazione di spegnimento. L'acqua viene pompata dal torrente e le condotte idriche così alimentate. A metà della linea è stato predisposto un trivio con la duplice funzione di scarico linea e di alimentazione di un'eventuale linea aggiuntiva per un secondo fronte incendio. L'acqua prosegue ovviamente anche lungo la linea fino all'agriturismo. Il vascone viene riempito, la motopompa attivata e il fuoco dunque contrastato dal personale in prima linea. L'esercitazione procede con il simulato infortunio di un volontario che rende necessario l'intervento della Croce Rossa. Il personale interviene prontamente e soccorre il ferito per poi trasportarlo in ambulanza al punto di primo soccorso nel campo base.